Rieccoci insieme, cari telespettatori, ben ritrovati con i nostri ospiti. Ve li presento subito, poi entriamo subito nel tema che andremo ad affrontare. Allora, ben arrivata Nicoletta Biancardi, segretaria generale SPI-CGIL del Veneto. Grazie di essere qui con noi, segretaria. Buongiorno, grazie. Ben arrivato Giacomo Vendrame, segretario organizzativo CGIL del Veneto. Grazie anche a lei. SPI e CGIL perché? Perché riparleremo, lo faremo ancora perché è molto importante, della raccolta firme che è partita il 25 aprile per indire dei referendum abrogativi di norme di legge che riguardano il mondo del lavoro. Sono molto importanti queste norme di legge, hanno cambiato le sorti di molti lavoratori e quindi il sindacato ha fatto delle considerazioni molto attente e reputa sia arrivato il momento di decidere per una modifica, per ripristinare lo status quo ante, ma in modo particolare di cercare di venire incontro a quelle che sono le esigenze dei lavoratori in un momento anche di particolari cambiamenti e di difficoltà in generale. Allora, proprio per parlare di questi 4 referendum, questa raccolta firme per questi 4 referendum, abbiamo i nostri ospiti. Da un lato la CGIL che ci elencherà le specifiche di cosa bisogna fare, come bisogna farlo e che cosa riguardano, ma poi entriamo più nel merito politico in qualche modo del perché anche lo SPI-CGIL fortemente, e non è la prima volta, aderisce a queste campagne diciamo così anche politiche del sindacato della CGIL. Segretaria, tanto è anche l'occasione per la presentazione ufficiale di lei come segretaria dello SPI-CGIL. Ci siamo visti anche in modalità un po' più lontane, collegamento Zoom, adesso è presente qua in studio. Segretaria, da quando? Da gennaio, quindi da quest'anno, diciamo da qualche mese, esattamente. Ora, colgo l'occasione, visto che è qua presente in studio, anche per i nostri telespettatori che giustamente sono anche curiosi. Lei viene dal sindacato dello SPI-CGIL, si presenti. Sì, io sono Nicoletta Biancardi, vengo oggi sono la segretaria generale dello SPI del Veneto, ma ho fatto un'esperienza sempre allo SPI precedentemente, 5 anni. Sono stata segretaria dello SPI di Rovigo, quindi insomma lo SPI lo conosco, posso dire che lo conosco un pochino. Ho avuto diverse esperienze insomma in CGIL, precedentemente sono stata anche al patronato Inca, che molti magari telespettatori e telespettatrici conoscono, quindi il nostro patronato magari sono andati per i loro bisogni, i contributi, le pensioni, le invalidità civili. Le compagne e compagni dell'Inca, del patronato, sono sempre molto pronti e pronte ad aiutare le persone, a dare consulenze anche molto personalizzate, e quindi diciamo la mia esperienza spazia un po' tra i servizi e la politica, e quindi diciamo è una bella esperienza. Però era estremamente competente, perché ricordo i suoi interventi come Inca che aprivano il mondo a tanti telespettatori. Diciamo che è una bella esperienza, naturalmente fatta territorialmente per tanti anni. Adesso diciamo siamo a livello regionale, quindi un po' tutto nuovo, ma devo dire che è sempre molto stimolante, quindi sto imparando tante cose e sto portando anche l'esperienza di un territorio come tanti altri, che credo faccia sempre bene all'interno della nostra organizzazione. Anche perché la sede l'ambito del Polesine, diciamo, è sempre stato con delle difficoltà molto forti. Sì, delle difficoltà. Allo stesso tempo, come tutti i territori e i luoghi, diciamo le aree interne, i paesi un po' in prossimità, sono poi quelli che per emergere, no, sono i più frizzanti, magari trovano anche delle soluzioni a volte alternative che possono essere anche d'aiuto poi invece diciamo alla politica, o rispetto anche agli nostri obiettivi, alle cose che noi vogliamo portare avanti. Per cui insomma ci si ingegna, diciamo così, ma a volte ci si prende anche nel trovare una soluzione che può essere magari migliore rispetto a quello che si pensava. Quindi insomma è importante questo, ecco, avere anche lavorare insieme a delle persone, al regionale in questo caso, che vengono da tutte le province. Penso che sia una grande ricchezza, perché non è solo conoscenza, ma è appunto affrontare le cose anche in maniera diversa, in base ai problemi che non sempre sono uguali nel nostro territorio. Ecco, a questo proposito, il vostro è sempre un lavoro comunque di squadra, perché poi bisogna coordinare una squadra che lavora appunto negli ambiti territoriali, e proprio venendo anche
da un territorio. Adesso lei che invece è segretaria di questa squadra di operatori degli ambiti territoriali, che cosa vi prefiggete, che cosa si prefigge questa nuova segreteria principalmente? Vi siete già fatti un po' un'idea? Assolutamente sì. Innanzitutto percorrere già la strada. Abbiamo la mobilitazione della via maestra, potrei dire che anche all'interno della SPI una via maestra c'è, è stata segnata e noi continuiamo a percorrerla, perché ci sono delle basi che non possono essere, per così, dei piloni che tengono su proprio la casa, diciamo, dello SPI, che sono sicuramente tutta la tutela individuale come anche la tutela collettiva, e cerco di spiegarmi meglio. Tutela individuale vuol dire, tante volte qui nella nostra trasmissione ci sono state persone, compagni e compagni, che vengono a descrivere molto bene quello che facciamo, è tutta la parte, diciamo, dei diritti inespressi, del controllo delle pensioni, quindi tutti i servizi che noi nel territorio, in tutte le camere del lavoro, in tutte le sedi anche le più periferiche, diamo alle persone che vengono a noi, principalmente pensionati e pensionate, ma anche pensionandi, quindi persone che sono vicine alla pensione. Ma anche poi con lo sportello sociale andiamo ad indagare, per così dire, a scoprire tutti quelli che possono essere anche i diritti inespressi del sociale, e che non riguardano solo pensionate e pensionati, ma riguardano anche lavoratori e lavoratrici, spesso anche giovani, studenti, persone che non hanno ancora trovato il lavoro, quindi disoccupate. Quindi noi diamo sempre una mano, un'informazione, un indirizzo e a volte anche consulenze molto specializzate alle persone che si rivolgono alle nostre camere del lavoro. Dall'altra parte abbiamo, e lo facciamo assieme alla CGIL, ma lo facciamo anche unitariamente, diciamo quella che noi chiamiamo la tutela collettiva, la nostra contrattazione, che a livello locale e regionale per noi è la contrattazione, quindi andare a contrattare con i comuni, andare a contrattare con gli enti, andare a contrattare con la regione. Sappiamo che ad esempio con la Regione Veneto una delle prime vertenze, quindi la contrattazione più importante e pesante per lo SPI ma anche per la CGIL, è quella della sanità e quindi della salute per tutti. Quindi sicuramente queste sono le basi, diciamo, del nostro agire come SPI, che non devono mancare mai. Poi abbiamo tutta la parte che riguarda diciamo i diritti, e qui si apre un mondo, perché possiamo parlare di immigrazione, possiamo parlare di ambiente, quindi tutta la cultura dell'ambiente. Anche qui in trasmissione avete ospitato compagni e compagne che vi hanno parlato dell'efficientamento energetico, di tutto quello che può quindi una essere, sensibilità aperta a tanti campi, che anche questo fa parte anche della contrattazione, ma del benessere delle persone, benessere degli anziani e non solo. Quindi veramente c'è una gamma molto importante. Parliamo di storia e memoria, e questo lo facciamo per trasmettere alle nuove generazioni la nostra storia, i valori costituzionali. Abbiamo un grandissimo rapporto con gli studenti e le studentesse, a partire dagli studenti universitari ma anche gli studenti medi, dove c'è uno scambio reciproco, no, di conoscenze e di saperi. Certo. Pensiamo anche alla digitalizzazione nel periodo anche proprio del Covid, quanto i ragazzi e le ragazze, seppur a distanza, ci hanno aiutato e hanno fatto sì, assieme naturalmente ad altri strumenti, che tutte le nostre persone, i nostri anziani, potessero essere anche in quel periodo uniti insieme, pur ognuno a casa sua, però con una comunicazione, diciamo, per così dire, digitale. Tante Certo. sono le cose sulle quali, insomma, ci stiamo lavorando e continueremo a lavorare. Tra cui adesso, insieme alla CGIL, aderite a questa raccolta firme. Perché? Perché i pensionati e le pensionate, prima di essere tali, sono stati sicuramente lavoratori e lavoratrici, e hanno combattuto anche loro le battaglie. Pensiamo agli anni 60, agli anni 70, a tutte le vertenze che sono state fatte, e quindi i diritti conquistati, che oggi purtroppo sono sempre un po', no, in bilico, oppure tutte quelle libertà
che vengono anche queste attaccate. Quindi pensionati e pensionate non lo fanno solo per essere solidali, ma perché in prima persona hanno fatto queste battaglie e sanno l'importanza non solo di mantenere, diciamo, i diritti e le tutele, ma soprattutto adesso che vengono meno, che vanno ampliate queste tutele, questi diritti. È un filo, diciamo, rosso conduttore che vuole far sì che pensionati, lavoratrici e lavoratori, ma anche giovani, siano insieme per cambiare, diciamo, queste norme che noi riteniamo ingiuste, perché vediamo quanto la precarietà nel lavoro crei problemi nella società. Vediamo sempre più persone, no, che si impoveriscono perché sono precarie, non riescono ad affittare una casa, quindi magari non riescono ad uscire dalla loro casa di provenienza, dove abitano con i genitori. Se non hai un lavoro stabile non puoi fare un mutuo, quindi non ti puoi comprare una casa, ma non vedi e non programmi neanche il tuo futuro. Soprattutto un domani non avrai neanche la pensione. Bravissima, e non avrai la pensione, e anche questo è l'altro pezzo che tiene collegato, diciamo, i pensionati con i lavoratori, ma soprattutto anche si sta, stiamo perdendo anche quello che era il nostro welfare sociale universale in Italia, creato proprio da quelli che oggi sono i pensionati, da tutte queste battaglie. Quindi quando stanno male i lavoratori e i giovani, stanno male anche i pensionati, è tutto collegato. E appunto i pensionati hanno a cuore il futuro di queste generazioni che oggi stanno lavorando, ma anche chi entrerà nel mondo del lavoro, perché non si prefigura un futuro, insomma, un futuro roseo. Allora, per questo fino a luglio, quindi non c'è tantissimo tempo, però insomma ce n'è un po' di margine, è partita questa raccolta firme nelle piazze. Nelle piazze, nei mercati, ovunque ci sia, insomma, il sindacato e quindi anche lo SPI, c'è la possibilità di sottoscrivere questi 4 referendum in realtà, perché sono 4 e poi entreremo nel merito, ma appunto abrogativi come è previsto dalla nostra Costituzione, e poi diremo su questo, però diciamo nelle nostre sedi, nei mercati, nelle iniziative pubbliche dove chiaramente noi facciamo banchetti, c'è la possibilità di sottoscrivere. Tra l'altro, rispetto al passato più recente, c'è anche la grossa novità di poter sottoscrivere i 4 referendum digitalmente, diciamo, tramite lo SPID, andando sul sito di www.cgl.it/referendum. C'è la possibilità col proprio SPID di sottoscrivere, e questo è molto comodo, quindi è anche un incentivo in qualche modo, appunto, se ci sono difficoltà negli spostamenti o nel venire a conoscenza delle nostre iniziative. Questa è una modalità molto semplice che permette di sottoscrivere e sostenere le nostre proposte. Lo possono fare anche i pensionati, vero segretaria? Questo? Assolutamente. Quindi non è necessariamente essere attivi nel lavoro. No, la firma la possono fare tutti i cittadini, insomma, maggiorenni, ma tutti i cittadini, quindi anche i giovani, le giovani, anche i disoccupati, non bisogna per forza essere lavoratori o lavoratrici. E basta anche la carta elettronica, carta d'identità elettronica. Esattamente. Per i più tecnologici. Però in verità con lo SPID noi ci abbiamo provato e insomma, siamo tecnologici a sufficienza. Poi bisogna rompere questo luogo comune che i pensionati non sono digitalizzati, perché noi abbiamo testimonianza rispetto anche a nostre applicazioni, ad esempio Digita CGL, che è un'applicazione che utilizziamo al nostro interno, ma per attività di tutela individuale, soprattutto di carattere fiscale, ma non solo, e in realtà la maggior parte degli utenti di quel servizio, una buona parte, sono pensionati, perché poi in realtà appunto si pensa che il pensionato abbia difficoltà, ma è così, per fortuna dico, non è. Dopo ci sono quelli che hanno difficoltà e tra l'altro la dico anche indipendentemente dall'età, ma in qualche modo la digitalizzazione anche dell'amministrazione pubblica fa sì che le persone si siano sempre più appunto, hanno gli strumenti per poterlo fare. Possiamo anche testimoniare, perché insomma abbiamo fatto i banchetti 25 aprile, come citava prima, ma anche 1° maggio tantissimi, e devo dire che fortunatamente c'erano delle code, per cui chi fa la firma cartacea, insomma,
in diretta magari deve aspettare anche qualche minuto, e quindi tra di noi insomma cercavamo anche di coinvolgere le persone rispetto al fatto di poterle far fare la firma, diciamo, digitale, e quindi magari consegnando un semplice volantino dove si può scaricare con il QR code. Noi ne abbiamo portato uno oggi che è un po' gigante, però insomma quelli che abbiamo sono un po' più piccolini, però è veramente facile, si inquadra naturalmente bisogna avere un telefonino, e ti porta direttamente alla pagina dove tu con le indicazioni, veramente sono 3 passaggi, è veramente facile, quindi anche se uno non è molto tecnologico, però ha lo speed naturalmente e un telefonino, si può farlo molto, molto rapidamente, perché è una cosa che è guidata, quindi lo si può fare. Se viene nelle nostre sedi o nei nostri banchetti, magari lo aiutiamo, gli insegniamo, gli facciamo fare anche i primi passaggi, ma è assolutamente una cosa semplice. Allora, torniamo su questo, anzi entriamo nello specifico con i nostri ospiti di questa raccolta firme, quindi le singole voci referendarie delle norme di legge, e lo facciamo però tra pochi secondi, quindi restate sempre con noi su 19, pubblicità tra poco.